Oggi le nostre telecamere sono a Lorica, la perla della Sila, un territorio ricco di storia, di cultura. Tra l'altro c'è una collaborazione tra il CREA OFA di Rende e l'Ente Parco Nazionale della Sila proprio perché sono state avviate delle ricerche specifiche sull'olivicoltura e sugli oli che si producono proprio in questo territorio. Allora noi ne abbiamo parlato con Paolo Rapisarda, che è il direttore del CREA-OFA di Rende. Il nostro centro è stato impegnato in questo progetto che è un po' atipico perché non è un vero e proprio progetto di ricerca, ma riguarda la valorizzazione delle risorse del territorio. E chi meglio del Parco della Sila può offrire a questo territorio risorse importanti per valorizzare e importanti da valorizzare. Il centro di ricerca offre la propria expertise nel campo della conoscenza della qualità dei prodotti frutticoli, dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici anche appartenenti ad altri segmenti della filiera agroalimentare. In questo progetto sono state interessate in particolar modo le scuole, abbiamo fornito dei percorsi sensoriali dei prodotti tipici della Sila e alla fine cerchiamo di tirare le somme perché questo progetto possa intendersi come un'attività a supporto della multifunzionalità in agricoltura. Il prodotto finale di un progetto di questo genere è proprio quello di valorizzare le risorse ma anche cercare di introdurre economicità nei processi produttivi all'interno dell'area della Sila. Quindi abbiamo attenzionato nell'ambito di questo progetto tutte i diversi genotipi che insistono in quell'area, la qualità dell'olio che si ottiene, il percorso sensoriale per far conoscerlo ai ragazzi, la qualità sensoriale dell'olio. Però la Sila non è solo olio, ma c'è una frutticoltura tipica che bisogna valorizzare in quel contesto di cui parlavo prima della multifunzionalità in agricoltura. È sempre a Rende questo interessante convegno che analizza diversi aspetti appunto dell'olivicoltura, delle produzioni di qualità che si possono ottenere proprio sull'altopiano silano. Ne abbiamo parlato anche con Enzo Perri, che è il responsabile di sede del CREA-OFA di Rende. Intanto stiamo realizzando un campo, nei prossimi mesi realizzeremo un campo ad alta quota a 1300 metri, perché visti i cambiamenti climatici forse è arrivato il momento di studiare la possibilità di coltivare l'olivo anche sull'altopiano della Sila dai 1000 metri in su, che sono quote inusitate. E nel frattempo però la natura ci ha dato la possibilità di studiare, avere dei dati relativi a dolce rossano ad alta quota, ovviamente nelle propaggini delle colline presilane, colline ioniche presilane. E anche la carolea stessa si porta ad alta quota nelle zone anche del parco, mi riferisco a Rogliano e altri paesi della Presila. E poi abbiamo anche la pennulara sul versante ionico, che è molto interessante, è circoscritta all'Alto Crotonese, però è molto interessante come varietà, che si è adattata forse in tanti secoli, si è adattata anche a quell'ambiente. Quindi abbiamo un patrimonio, abbiamo anche la Cristigna, abbiamo altre varietà, tante varietà che che fanno da corona all'area parco. E alcune appunto la stessa carolea raggiunge anche quote notevoli anche sul versante del catanzarese, ionica catanzarese, mi riferisco per esempio a Zagarise. Abbiamo tanti esempi di varietà autoctone calabresi, alcune poco conosciute come appunto la pennulara e altre che sono però molto interessanti e rappresentano hanno un grande potenziale. Sono convinto che addirittura si potrebbe anche proporre all'ente parco forse addirittura un marchio degli oli del Parco della Sila. È una cosa nuova, è una novità, forse non so se ovviamente ha un senso dal punto di vista mercantile, commerciale.
però, dei mercati. Però io penso sia interessante, anche questo è interessante, per valorizzare il territorio e gli oli monovarietali. Si potrebbe ipotizzare la possibilità di avere oli di altissima eccellenza, di altissima qualità, proprio ottenuti nel Parco Nazionale della Sila. Esatto, questa è un'esigenza tra l'altro che viene anche in qualche modo, oserei dire, indotta sia dal discorso dell'alta qualità, che si è ovviamente arenato perché il Ministero non ha voluto poi creare una nuova categoria merceologica, ma è possibile che in qualche modo riapra i cassetti e la riproponga. La categoria nuova dell'alta qualità, sia per i fenoli che per i tocoferoli, ma anche perché ha lo stesso disciplinare GP Calabria, per come è stato concepito nell'ultima versione, e poi che è diventata legge dello Stato, e prevede dei parametri abbastanza esigenti, quindi i fenoli sono importanti anche per rientrare nell'IGP Calabria. Lorica è la sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Entriamo, questa vedete è la sede principale, raggiungiamo il commissario Curcio perché ci sono diverse attività proprio per valorizzare questa parte bellissima del nostro territorio, il territorio montano. Allora il commissario Curcio, intanto buongiorno. Dicevamo sono diverse le attività che vengono messe in campo proprio per valorizzare questo polmone verde del nostro territorio. Sì, guardi, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta di un sito dove andare a respirare aria pura, dove godersi il paesaggio, dove godersi il lago o i laghi se vuole. Parlavo ovviamente del lago, visto che siamo a Lorica, mi riferivo al lago Arvo, ma cambia poco se si va sull'Ampollino piuttosto che sul Cicita o su Aria Macina. Sono posti incantevoli, che sono pieni di biodiversità. Biodiversità nel senso più lato del termine, dalla biodiversità animale alla biodiversità vegetale, per cui siamo impegnati costantemente intanto a mantenere queste bellezze e questa biodiversità. Non è proprio semplice, non è una passeggiata mantenere queste strutture naturali, però ci impegniamo ogni giorno per poter dare al turista, al visitatore, a chi vuole andare in bici, tutto ciò che può essere messo a disposizione di un'area protetta, qual è il Parco Nazionale della Sila. E c'è anche bisogno della collaborazione di tutti, si parla di turismo sostenibile, ci deve essere anche una coscienza, no, da parte di coloro i quali vengono a visitare e a godere di questi posti. Ma guardi, devo dire che la mentalità dei visitatori sta cambiando, più tempo passa più cambia, per fortuna. Cioè hanno un approccio con le aree protette di rispetto in particolare. Poi ovviamente ci sono quelli che ancora hanno dei retaggi strani, per cui magari vanno a fare il picnic e lasciano la spazzatura, c'è chi purtroppo ogni tanto appicca il fuoco, e insomma un po' di problemi ancora ci sono, ma ci stiamo lavorando anche con l'aiuto in termini non solo di collaborazione ma anche di finanziamento di progetti da parte della Regione, che ci ha coinvolto tutte le aree protette, quindi non solo il Parco Nazionale della Sila, ma ha coinvolto tutte le aree protette, quindi parchi nazionali, riserva regionale, riserve naturali statali, per creare una rete. E devo dire che con l'assessore Rizzo, assessore all'ambiente della Regione,
e con l'input del Presidente stiamo facendo veramente tante cose. Proprio oggi ci sarà un convegno a Camigliatello su questi argomenti: ciclovia, monitoraggio dei siti comunitari, Rete Natura 2000, sentieristica e marketing. 4 progetti che daranno uno sviluppo maggiore a queste aree. Ecco, è il turista che viene in questi posti davvero magnifici, incantati. Poi tra l'altro Lorica significa corazza. Corazza per la particolare morfologia del territorio, forse anche per la corazza di un cavaliere che venne rinvenuta qualche anno fa. Ma guardi, a volte vengono fuori delle storie un po' metropolitane, come si usa dire. Ognuno ci mette di suo, ci mette un po' anche di immaginazione, ma al di là di questo l'importante è che la gente arriva, poi la può definire come vuole questo toponimo. Va benissimo, l'importante è che vengono qui. Certo, e il turista vuole vivere appieno ormai il territorio, vuole essere parte integrante, no, di questa comunità. Abbiamo parlato di biodiversità, si parla anche di produzione di qualità di olio d'oliva, di cui si occupa appunto la nostra trasmissione. Si parla anche di slow food, di tipicità del territorio. Ecco, tutto questo può trovare chi viene nella Perla della Sila. Assolutamente sì. C'è tutto quello che lei ha detto, basta soltanto venire, chiedere informazione agli infopoint presso anche la sede del nostro parco, presso le Proloco, presso le associazioni che si interessano sul territorio di queste tematiche, e poi scegliere dove andare e come godersi la giornata al meglio. Dottore Iannotta, oggi siamo davvero in un angolo di paradiso, natura incontaminata, c'è il lago Arvo, ma oggi parliamo anche di olivicoltura qui ad alta quota. Allora, è competitiva questo tipo di olivicoltura, di olio di qualità? Sì, direi di sì, perché qui anche all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale della Sila vi sono alcuni comuni che sono comuni olivicoli, a cominciare da Casale del Mango, per non parlare di Rogliano, Caccuri, dove esiste un germoplasma olivicolo, quindi una tipologia di olivi, quindi di cultivar autoctone, locali, di grande interesse scientifico e anche di grande interesse commerciale, perché noi qui abbiamo per esempio, oltre che la Carolea, che è la cultivar diciamo più importante e fra quelle resistenti al freddo, anche la Dolce di Rossano sul versante diciamo verso lo Ionio, ma soprattutto proprio qui vicino abbiamo una cultivar che si chiama Pennulara, che è di particolare pregio perché ha delle caratteristiche particolari. Del resto, in uno scenario così, dove praticamente la biodiversità è la regina di tutto e diciamo, le essenze vegetali, oltre che quelle animali, fanno diciamo, di questo parco, di quest'area protetta, uno scenario incredibile, c'è anche l'aspetto commerciale, perché l'olivicoltura che si svolge qui, gli oli che se ne producono, sono oli di grandissima qualità, perché quando sono prodotti in quota, oltre a non avere diciamo, l'incubo dei parassiti e quindi dei trattamenti fitosanitari, perché qui le malattie diciamo, ricorrono poco, c'è anche il discorso dei contenuti chimico dell'olio. Per esempio il numero di polifenoli che è particolarmente elevato negli oli di queste zone, ma soprattutto la quantità di acido oleico, che è sempre al di sopra del 70%, così come prescrive fra l'altro anche l'IGP Olio di Calabria, perché non dimentichiamo che anche gli oli prodotti in questa area che fanno parte dell'area compatibile con quanto previsto dal disciplinare IGP Olio di Calabria e quindi possono essere marchiati come tali. E dato che praticamente i livelli di queste caratteristiche chimiche sono particolarmente elevati per gli oli IGP, ecco che allora le due cose si incontrano, oltre che naturalmente
nello scenario bellissimo, perché diciamo, adesso è difficile vedere un pino laricio, che è, diciamo, è la specie essenziale di quest'area, vicino a un olivo, però basta spostarsi un po', scendere un pochino più verso valle, ma non di tantissimo, rimanendo sempre, diciamo, in quote abbastanza elevate, e di questo grande e di questa grande biodiversità fa parte anche l'olivo. Ecco, noi abbiamo delle enormi ricchezze qui sul territorio. Guardate che paesaggio splendido. Abbiamo degli oli di qualità e non tutti lo sanno che ad alta quota si produce un olio di alta qualità, e sono tutti quei tesori che devono essere assolutamente valorizzati, fatti conoscere sul territorio, ma anche fuori dai confini regionali. Senza dubbio, sì. Immaginiamo noi che le aree protette, diciamo, obbediscono a delle leggi ambientaliste, che non è un ambientalismo, diciamo, fine a se stesso, è un ambientalismo sostenibile, nel senso che oltre a mantenere le situazioni naturali per come sono, riescono anche ad attirare, diciamo, degli interessati, dei conoscitori, degli studiosi, ma soprattutto dei turisti, i quali turisti girano sì per esigenze scientifiche, ma soprattutto per le bellezze naturali, e poi anche per la degustazione dei prodotti tipici, che qui sono notevoli, a cominciare dai funghi per finire a tante altre cose, sempre compatibili con l'olio d'oliva, perché i percorsi del gusto dell'olio d'oliva non devono fermarsi, diciamo, alle zone tradizionali, ma devono esplorare anche questi nuovi campi laddove effettivamente si producono, diciamo, oli di altissima qualità. E l'olio, noi l'abbiamo sempre detto, deve esaltare i gusti e non coprirli, e tra poco noi assaggeremo anche dei prodotti del territorio esaltati da un olio d'oliva giusto, ad hoc per ogni pietanza. Sì, certo, perché poi anche questo, diciamo, è un aspetto culturale da promuovere, diciamo, quello di capire effettivamente gli accostamenti alimentari, come accostare, diciamo, le varie tipologie di olio, dal fruttato leggero al fruttato medio fino al fruttato intenso, che deve, diciamo, coniugarsi con i piatti tipici specifici per ogni tipologia di olio. Qui per esempio gli oli tipici dell'Altopiano Silano sono oli intensamente fruttati, molto ricchi di acido oleico, come abbiamo detto, e anche molto ricchi di sostanze fenoliche, quindi polifenoli, sono i famosi antiossidanti, che sono per gli aspetti salutistici molto importanti, sono quelle sostanze che noi nella nostra trasmissione più volte abbiamo chiamato sostanze nutraceutiche, e quindi, diciamo, andrebbe valorizzato insieme a tutto il resto anche questo patrimonio, questa ricchezza di cui si può fregiare il Parco Nazionale della Sila. Ecco, sono tanti i tesori, perché io vedo Stefano Scalercio qui vicino a noi, che è ricercatore del CREA Foresta e Legno. Abbiamo parlato di biodiversità, flora, fauna, in questo, io lo ripeto, un angolo davvero di paradiso. Ogni giorno una scoperta, una specie diversa. Noi parliamo di lepidotteri, ma non solo. Gli lepidotteri sono i miei animali, quindi sono farfalle e falene per chi non conosce il termine tecnico, e compongono buona parte della biodiversità che si può trovare in un ecosistema. Sono ottimi bioindicatori, quindi diciamo che quello che ci dicono le farfalle in realtà sono un po' la spia di quello che succede all'interno di tutto un ecosistema. E se abbiamo un tasso di scoperte di specie nuove per i lepidotteri piuttosto elevato in Sila, perché c'è un ecosistema particolarmente isolato dagli ecosistemi più simili che sono presenti in Italia, ci sarà probabilmente altrettanto da scoprire anche per gli altri animali, così come hanno già scoperto per le piante. Quindi è tutto un ecosistema da scoprire ed è probabilmente sul continente europeo uno dei territori che ancora nasconde molti tesori da scoprire. E voi qualche tesoro l'avete già scoperto. Parliamo di alcune specie di farfalle
Una porta addirittura il suo nome, è vero? Sì, ma quello diciamo che il nome viene attribuito a una specie sempre da un collega a chi ritiene che questo collega se lo sia meritato. Diciamo che nel caso specifico della specie che porta il mio nome è perché durante ricerche che abbiamo condotto qui negli ultimi anni nel Parco Nazionale della Sila abbiamo trovato delle specie che non riuscivamo a capire cosa fossero. E in questi casi ci viene incontro la disponibilità di specialisti, perché sono talmente tante le specie che bisogna specializzarsi necessariamente, ai quali mandare il materiale che non riesci a riconoscere. Questo specialista di questa famiglia di piccole farfalle non più grandi di 1,5 cm di apertura alare ha riconosciuto che effettivamente era difficile riconoscere, quindi non era diciamo una nostra mancanza, ma era proprio una specie nuova per la scienza, e ho avuto l'onore di avere questa specie dedicata perché l'avevamo trovata noi qui nel Parco della Sila. Come si chiama? Si chiama Cochilimorfa scalerciana, è un nome tutto sommato anche abbastanza simpatico, ma non è diciamo, molto semplice da pronunciare, ma i nomi scientifici sono in latino e ancora per questo almeno il latino mantiene il suo status di lingua di un certo livello, insomma perlomeno nel mondo scientifico. Poi abbiamo invece la cosa che mi inorgoglisce di più, averla scoperta noi e descritta noi una specie nuova per la scienza, tra l'altro nello stesso posto in cui era stata trovata anche l'altra. Quindi, si chiama l'altra? L'altra, la Cochilimorfa scalerciana, è quella che è stata trovata nello stesso posto di quella che abbiamo scoperto noi, che si chiama Notocasis rosarie. E questo è nel cuore del Parco della Sila, delle zone più protette del Parco della Sila, che è il vivaio Sbanditi, dove abbiamo condotto delle ricerche che sono durate 3 anni, quindi avere la possibilità di condurre delle ricerche approfondite in un territorio per 3 anni consecutivamente porta sempre dei risultati, e molto del materiale che abbiamo raccolto aspetta ancora di avere un nome. Ho un nome che è già disponibile nella scienza, oppure è un nome nuovo, quindi c'è ancora molto da studiare anche senza andare più in campo, perché abbiamo messo da parte tanti gioielli che abbiamo raccolto in questo scrigno di natura. Ecco, uno scrigno di natura, come diceva, tanti gioielli, tanti tesori, alcuni che sono venuti alla luce, altri ancora da scoprire, quindi stiamo parlando di biodiversità, di natura, ma come dicevamo parliamo anche di enogastronomia, prodotti tipici del territorio, piatti esaltati proprio con il prodotto principe, quello di cui noi parliamo sempre nel corso delle puntate, cioè l'olio extravergine d'oliva di qualità.
Ed ecco un altro scorcio di Lorica, la perla della Sila, che si trova tra due comuni, San Giovanni in Fiore e Casali del Manco. Noi oggi siamo dalla parte di Casali del Manco insieme al sindaco Nuccio Martire. Intanto grazie per l'accoglienza. Allora c'è un impegno costante, quotidiano, per valorizzare quest'angolo di Calabria. Sì, grazie a voi per essere qui e per darci una mano a promuovere queste nostre eccellenze. Ha detto bene, siamo nel comune di Casali del Manco e siamo nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Un territorio straordinario, è inutile ripeterlo, che deve essere conosciuto ed ammirato per quello che è, e noi come amministrazione comunale ci stiamo impegnando appunto per fare in modo che queste nostre eccellenze possano varcare i confini sia regionali ma anche, mi permetto di dire, nazionali e soprattutto anche europee. Abbiamo tutte le carte in regola, ci sono tutte le condizioni affinché si possa veramente riscoprire o scoprire quest'angolo di paradiso che si chiama, diciamo così, Sila. Ecco, bisogna impegnarsi anche per farla riscoprire ai calabresi, perché va benissimo la valorizzazione fuori dai confini regionali, però è un peccato che magari molti calabresi si perdano questo spettacolo che non è solo natura, non è solo biodiversità, è anche enogastronomia e tanto altro ancora. E questa è una delle note dolenti di questa nostra bellissima terra, perché noi calabresi spesso non conosciamo di che pasta è fatto questo nostro territorio. Abbiamo tanta storia, lo dicevo anche prima, tante tradizioni, tanta cultura, tanta buona enogastronomia, per cui dobbiamo semplicemente metterle in rete. Noi ci stiamo provando in qualità, diciamo così, di nuovo comune fuso dai 5, siamo in ottimi rapporti, in ottimi collegamenti con i livelli superiori della pubblica amministrazione, vale a dire con la provincia, con la regione, che ci stanno supportando appunto in tutto e per tutto per fare in modo che i calabresi per prima possano conoscere queste bellezze per poterle poi fare conoscere al resto del mondo, insomma. Quindi il nostro impegno va in questa direzione, fare rete non solo tra i vari livelli della pubblica amministrazione, ma cercare di coinvolgere anche il privato che attraverso le buone pratiche deve fare un tutt'uno che possa veramente, diciamo così, attrarre il turista, il viandante, per poterlo, diciamo così, accogliere nel migliore dei modi. Insomma, non ci mancano le risorse, perché come le dicevo abbiamo tante, diciamo così, anche strutture che spesso non sono conosciute. Parto dal battello elettrico sul lago Arvo, penso al Parco Benessere, penso anche soprattutto al Bobe che c'è, penso al centro di canottaggio che è uno dei centri più importanti d'Europa perché si trova in altura, oltre 1400 metri, penso agli impianti di ultima generazione che quest'anno hanno visto tanti sciatori varcare quelle piste, penso a tutti i chilometri di piste che ha fatto il CAI, insomma, che devono essere in circolo per poter, diciamo così, attrarre flussi turistici e creare quel senso, diciamo così, di accoglienza che questa terra ha insita nel suo, diciamo così, cuore. Insomma, nel nostro mondo di calabresi c'è l'accoglienza, ma appunto, come lei diceva, bisogna prima conoscere le cose che si hanno per poterle poi, diciamo così, trasmettere e farle apprezzare e conoscere al resto d'Italia e d'Europa, insomma. Ecco, dicevamo accoglienza e anche buon cibo, e adesso vedremo perché. Dicevamo tante cose da scoprire, da valorizzare. Guardate che tavola meravigliosa che ci hanno preparato qui al ristorante La Lorichella. Sono dei piatti tipici del territorio, chiaramente da valorizzare, da assaggiare e da gustare, chiaramente, Sindaco. Intanto siamo in compagnia di Lorenza che un po' ci illustra, no, i vari piatti che abbiamo. Intanto iniziamo dai salumi del territorio. Sì, i salumi tipici sono il capicollo e il prosciutto, sono tutti prodotti locali, molto saporiti e comunque devono essere valorizzati perché non si trovano in altre regioni, sono tipici appunto della Calabria, ma è facile passare anche al pesce, infatti Lorica è famosa per il lago e queste trote anche di più grandi si trovano nel lago, si possono anche pescare, ma sono anche allevate
nei dintorni. Come non parlare dei funghi? Il prodotto principe, insomma, del territorio, no? Silano, sindaco, lei stia qui con noi, prego, prego. Allora, questi sono funghi porcini? Sì, sono i funghi porcini che si trovano nei boschi, nei dintorni. Bisogna saper riconoscere i funghi, però noi diciamo sempre che non bisogna stare attenti, bisogna affidarsi agli esperti, ecco, quindi questi sono sicuri, sono controllati tranquillamente, vero Lorenzo? Sì, è famosa anche la pasta con i funghi, le tagliatelle con i funghi porcini. Questa invece è una pasta con la trota salmonata, giusto sindaco? Perché... Sì. È una delle trote che va per la maggiore, nonostante in questi nostri laghi, qui parliamo del lago Arvo, un lago artificiale con una diga in terra battuta di oltre 74 milioni di metri cubi, e in questo splendido lago vive non solo la trota salmonata, ma vive anche la trota fario e la trota iridea. Ottime per fare degli spaghetti, ma anche per poter essere, diciamo così, assaporate al forno oppure arrostite. Ecco, io vedo una cosa, prego, prego, molto interessante questa. Qua sono dei peperoni in un contenitore fatto di pane. Sì, è locale sia il pane perché vi sono alcuni posti in Calabria che sono proprio famosi per la produzione di pane. E poi vi sono dentro i famosi pipi e patate, sì. Peperoni e patate, sì, insomma. Sono delle patate fatte al forno insaporite con gli stessi peperoni. Andiamo avanti, qui abbiamo le polpette. Le polpette di patate. Ovviamente, come non conoscere la patata silana, che è un prodotto DOP, anche le polpette di carne, fatte sempre dalla signora Anna, che sono famosissime. E poi ci sono le melanzane ripiene, che sono tipiche sempre calabresi, in particolare anche silane. Qua invece abbiamo i fagioli. I fagioli borlotti, sì. Insaporiti sempre con i porcini, e la fagiolata con i porcini. Abbiamo detto il pane del territorio, insomma pane casereccio, prodotto qui sul territorio, i formaggi, perché qui ci sono le mucche, insomma le abbiamo viste anche venendo, no? Sono libere, pascolano vicino al lago e danno davvero un latte di alta qualità, che poi viene trasformato in queste meraviglie. Ecco un altro tesoro. Un altro tesoro, diciamo così, della nostra terra. Ha detto bene, ci sono gli alpeggi, quindi vengono prodotti, ecco, questi latticini che vanno per la maggiore. Lì abbiamo la mozzarella che non si trova da nessuna parte, così come la ricotta, e poi c'è il butirro silano che, diciamo, io consiglio sempre, perché è lì che c'è il fior del burro, per cui in effetti, diciamo, è un prodotto che usavano anche i nostri carbonai, i nostri, diciamo così, boscaioli, quando andavano nei boschi, come dire, consumavano tanta energia, e il butirro, il burrino oggi, dava grande, diciamo così, risolutezza, insomma, per poter affrontare la giornata, ecco, in montagna, nei boschi, con dei lavori veramente, diciamo così, faticosi. E anche questo sono quei prodotti che i turisti apprezzano, perché sono veramente prodotti a chilometro zero, prodotti genuini di qualità, che poi vengono esaltati chiaramente con l'olio buono, e tra poco parleremo con il nostro presidente Massimino Magliocchi, perché vediamo anche delle bottiglie di olio extravergine di oliva di qualità, che chiaramente esalta il sapore di questi tesori. Però continuiamo, abbiamo visto l'antipasto con i salumi messo magari su una fetta di buon pane casereccio, il primo piatto con i funghi, con la trota. Passiamo anche ai dolci, perché anche questo cos'è, un dolce oppure? Sì, è fatto in casa e con la frutta fresca. Quindi questa è una crostata? È una crostata di frutta fresca, sì, quella è la pitta anfigliata. Il nome cambia a seconda del paese, ad esempio a San Giovanni in Fiore la chiamano in maniera diversa. Ed è fatta con il moscato, il vino, quindi il vino moscato e l'olio, e poi praticamente sono delle roselline che formano poi una rosa più grande, sì, e l'impasto è fatto con uva passa e noci. E invece la torta di mele? La torta di mele, sì. Mele del territorio? Sì, certo, e mele silane.
Allora, dicevamo, abbiamo anche l'assessore che ci ha raggiunto, Giulia Leonetti. Allora, dicevamo, Giulia, che anche questo, insomma, è promozione del territorio, una giovane amministrazione a Casali del Manco che punta proprio da quello che c'è sul territorio per guardare avanti, creare sviluppo, andare oltre, giusto? Bene, innanzitutto benvenuti a Casali del Manco e benvenuti a Lorica. Oggi siamo qui ospiti della signora Anna, del signor Piero ed Emilio che, come avete potuto vedere, hanno preparato tanta roba e soprattutto tutta fatta in casa, tutti i prodotti B e tutti a chilometri zero. Quindi questa è la caratteristica della Calabria e quindi dobbiamo mantenere vive queste tradizioni. Abbiamo qualsiasi prodotto, dai formaggi ai salumi, alla pasta con i funghi, che diciamo qua a Lorica è un prodotto tipico. E quindi insomma l'amministrazione comunale vuole valorizzare, lo diceva anche il sindaco, il giovane assessore, vuole valorizzare questi tesori che spesso sono sconosciuti, ahimè, quindi bisogna portarli, bisogna esaltarli chiaramente. Abbiamo visto anche dei turisti prima che sono entrati interessati al luogo perché ci sono delle bellezze naturalistiche davvero mozzafiato, ma c'è anche la trasformazione dei prodotti del territorio e questo suscita interesse, crea sviluppo, crea anche business. Beh, a Lorica abbiamo avuto una stagione invernale ricca di visitatori perché nell'anno 2018 qui abbiamo inaugurato, penso, una delle piste da sci più innovative della Calabria e questo voglio sottolinearlo perché sono venuti turisti da tutta Italia, quindi penso che anche i ristoratori sono stati soddisfatti di questo traguardo che, lasciatemelo dire, penso che per l'amministrazione di Casali del Manco sia un traguardo molto importante. E questo è davvero molto interessante. Allora Enzo, io giro, saluto e ringrazio chiaramente Lorenza. Vedo il presidente Massimino Magliocchi, siamo quasi in chiusura. Presidente, fra poco brinderemo anche con del buon vino calabrese. Dicevamo insomma l'olio di qualità che deve esaltare, no? Questi prodotti già del territorio. Abbiamo ascoltato che qui sull'altopiano silano si produce dell'olio di alta qualità, insomma diciamo, ci sono tante caratteristiche, tante chance, no? Per un territorio che davvero deve ancora crescere, deve volare. Sì, è vero, noi, ecco, vedere tutti questi prodotti e poi l'abbinamento dell'olio, trovarlo che è indispensabile, come lo è, la sua presenza in tutte le nostre tavole e ovviamente in tutte le portate che si hanno, è il prodotto principe della dieta mediterranea, il prodotto principe della tavola, quindi. Non poteva esserci connubio migliore questa mattina con tutti questi prodotti della montagna e avere un prodotto quale è l'olio di qualità. È vero, lei diceva è a due passi che ancora abbiamo delle produzioni, troviamo delle produzioni di olio di eccellenza con delle cultivar specifiche proprio qui sulla zona che ricadono esclusivamente in un ambito molto ristretto della zona già a ridosso di San Giovanni in Fiore. Che dire, di fronte a tutte queste cose per quello che è il valore non solo dell'olio e dei prodotti, ma del territorio. Ecco, noi abbiamo questa enorme ricchezza, questa miniera a cielo aperto che sono i prodotti agricoli della nostra regione e noi dobbiamo ancora di più intensificare questo sistema, cioè prodotto, territorio, storia, cultura, per far conoscere la nostra regione, una regione che vediamo cosa dà, cosa esprime, cosa ci fa gustare e quanto bene fa alla nostra salute. E noi dobbiamo puntare su queste cose perché con il prodotto, con le eccellenze riusciamo a portare anche le persone sul nostro territorio, un territorio che è sconosciuto. Se parliamo di Calabria, andiamo in giro e parliamo di Calabria, ma dove non è questa regione? Ecco, incominciamo a portare le persone, incominciamo ad invogliare. Poi qua abbiamo visto la panoramica, l'ambiente, la natura, che cos'è, non ci sono parole. Io veramente ogni volta che vengo in Sila ne sono innamoratissimo perché ci venivo da bambino
specialmente poi sulla zona qui di Lorica mi sento quasi di casa, perché ci salivamo quasi tutte le domeniche nel periodo estivo a respirare quest'aria, a vivere questi momenti, a vivere questa natura, a bere quest'acqua che io dicevo sempre, e lo dicevo anche poco fa, è un'acqua che tu la puoi bere a barili, è come se non avessi ancora bevuto, perché ti lascia leggero, ti lascia un appetito, ti apre un appetito ancora di più. Non c'è bisogno di andare a fare altri aperitivi, se non quest'acqua portentosa. Noi dicevamo prima col sindaco, peccato che non si possa imbottigliare l'aria. È vero, ma credo che qualcuno ci abbia già pure pensato di farlo. È vero. Allora, noi siamo davvero in chiusura. Vero Enzo, davvero mi piacerebbe anche brindare con i nostri padroni di casa, con chi ha preparato davvero questa tavolata meravigliosa. Non so se è possibile averli qui con noi, perché insomma bisogna valorizzare sì i prodotti ma anche le persone, e io dico sempre che davvero si impegnano, si tirano su le maniche, creano impresa anche in un contesto non semplicissimo, e quindi sono persone che devono essere chiaramente valorizzate, esaltate insieme a tutto quello che c'è intorno. Sono persone ammirevoli, veramente da elogiare e da premiare per l'impegno che loro mettono e per il modo di accoglienza che profondano. Ecco, ci stanno raggiungendo, vi ringraziamo per l'accoglienza, chiaramente complimenti per quello che avete fatto, quello che fate, insomma io vorrei brindare anche insieme a voi affinché davvero questa Calabria possa essere sempre più valorizzata, grazie anche al lavoro che viene svolto da voi, da imprenditori del territorio. Grazie davvero a tutti, al dottore Magliocchi. Ecco qua, abbiamo tutta la famiglia, noi brindiamo oggi davvero a questo, ecco tutta la famiglia riunita. Grazie davvero al sindaco, l'assessore Leonetti, il presidente Magliocchi, chiaramente grazie al nostro Enzo Leonetti, e quindi l'impegno è che tutti quanti insieme si possa lavorare per far crescere sempre di più quest'angolo di Calabria. Alla prossima, arrivederci.